Abbiamo avuto la conferma di quello che ci aspettavamo, cioè che questa gita è stata una bufala, è una bufala. Il problema è che il ministro Romani ci ha illuso lo sapevamo, Cappellacci non ha fatto quello che doveva fare, cioè difendere gli interessi dei sardi in maniera concreta, non solo a parole, siamo in questa situazione. Un ministro, un ministero, una regione hanno tutti gli strumenti per valutare se un soggetto è affidabile. È arrivato al punto di dire che se eravamo andati a un punto di non ritorno, che lui personalmente garantiva per questo e questo non è arrivato. Ci duole dire, ma sicuramente questo dimostra l'inaffidabilità di alcune istituzioni, perché non è possibile che la massima istituzione che rappresenta l'industria non possa garantire un soggetto che vuole acquistare il ciclo più importante della chimica italiana. Ma soprattutto quello che dà più fastidio è essere richiamati noi ad un senso di responsabilità, quando il senso di responsabilità lo dovrebbero avere altri soggetti, che non siamo di certo noi. Noi la nostra responsabilità l'abbiamo dimostrata in ogni momento, anche andando a lavorare senza avere il becco di un quattrino. Abbiamo un afflusso di persone, di famiglie che hanno bisogno di essere sostenute nei servizi sociali molto forte. Non possiamo immaginare neanche minimamente che si aggiunga a difficoltà altre difficoltà, quindi questi lavoratori che in questo, sia i lavoratori della Vinyls che i lavoratori dell'indotto, devono trovare le opportune garanzie e questo è il compito di tutti.